visto questo carro e questi ragazzi che mettevano a posto l'uva, mi piaceva questa idea del contrasto tra l'uva e loro che comunque usavano le mani, i piedi per sistemare sul carro questa cosa. Sto aiutando mio papà dopo la vendemmia a torzare quest'uva e niente, vedendo appunto il mosto che scendeva e tutto mi ha colpito questo particolare e ho iniziato a fare vari scatti e questo era quello che alla fine mi è piaciuto di più. Nascono così le opere di Diari della Terra, primo premio internazionale di fotografia indetto dalla Regione del Veneto per la valorizzazione delle aree e del patrimonio rurale. Le opere finaliste esposte nella mostra itinerante sono arrivate in provincia di Treviso, a Villa Brandolini, sede del GAL Alta Marca Trevigiana. Abbiamo incontrato il direttore Michele Genovese. Il GAL dell'Alta Marca è stato promosso dalla provincia di Treviso e dalla Camera di Commercio, ha 51 soci, fra i quali 32 enti pubblici, opera su un'area dei 28 comuni dell'Alta Marca Trevigiana con un piano da circa 6 milioni di euro di fondi comunitari che attiveranno 12 milioni di euro sugli investimenti sulle tematiche dello sviluppo rurale. E alla mostra abbiamo incontrato anche l'assessore all'agricoltura di provincia di Treviso che ai nostri microfoni ha spiegato. Diari sulla Terra ci dà il pretesto per parlare di GAL e dire ad agriturismi e aziende agricole di farsi vivi qui a Solighetto presso la sede del GAL e di verificare le possibilità di finanziamento con le varie misure messe a bando, che di volta in volta saranno messe a bando. E infatti sono aperti alcuni bandi che scadranno nel mese di novembre. Abbiamo aperto dei bandi con scadenza ai primi di novembre, sempre per circa 1 milione di euro a favore di microimprese, di investimenti aziendali per l'accoglienza e di punti informativi per i turisti da parte dei comuni e Proloco. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.galaltamarca.it. APVF, l'associazione produttori ortofrutticoli veneto-friulani, è una delle realtà del settore più autorevoli a livello nazionale. Circa 3.000 produttori agricoli costituiscono il cuore pulsante di APVF, che confeziona e commercializza le loro produzioni. Si tratta di vere eccellenze dell'ortofrutta, alcune delle quali a marchio IGP, che trovano spazio nei mercati tradizionali di casa nostra, ma anche in Europa e fuori dai suoi confini. Oggi APVF continua ad investire sulla qualità per garantire a clienti e consumatori prodotti certificati e garantiti, guardando al futuro con positività. Si guarda il futuro con positività perché c'è una base sociale molto coesa, molto vicina all'azienda. Stiamo investendo molto in macchine, in impianti e il nostro obiettivo è quello di ridurre la filiera tra il produttore e il consumatore e quindi noi andremo sempre più vicino al consumatore finale con un prodotto finito. Lo stesso presidente Rossi conferma la volontà dell'Associazione di Produttori Veneto-Friulana, che ha la sua sede principale a San Polo di Piave, di guardare al mercato quindi con la volontà di costruire una filiera corta. Raccolta diretta, si lavora qui in confezioni da 4, 6, 8, dipende, cassettine da 1 kg, 2 kg e si manda subito in distribuzione. E questa è una garanzia di prodotto fresco, di qualità e genuinità. Dal campo alla tavola con prodotti tipici nostri. Abbiamo cambiato strategia, non si va più alla grande distribuzione attraverso un'azienda di servizi, ma si va in diretta attraverso i produttori. I produttori fanno della differenza e il territorio ci aiuta molto per questa differenza. APVF quindi resta legata alla propria missione, che vede in cima alla lista delle priorità la soddisfazione dei suoi soci produttori e dei consumatori finali. La sfida e la vittoria passa attraverso un prodotto e un territorio. Noi abbiamo dei prodotti IGP, dei prodotti meravigliosi. È importante che i consumatori acquistino i prodotti di stagione e questa è una garanzia. Ed entriamo in questo studio ideale ancora a Pederoba. Vi dicevo che dietro una grande manifestazione c'è una grande Proloco. Allora conosciamo il presidente della Proloco di Pederoba, Manuel Bresolina. Allora Manuel, ciao. Allora, questa 36esima edizione è straordinaria. Intanto abbiamo scoperto che avete una nuova rostidora e quindi cosa riuscite a fare? Grazie, ciao Luca intanto, ciao a tutti, grazie alla nuova rostirola gigante
riusciamo a cucinare, ad arrostire quasi 70 kg di marroni in 5-6 minuti, vuol dire 200 persone con il loro sacchettino con i marroni caldi. Sono numeri da capogiro. Allora, dicevamo che fino al 31 ottobre la gente può venire qui e degustare anche in serate a tema. Ce ne sono due, il 21 e il 28, 2 giovedì in 2 ristoranti diversi. Esatto, la prima serata organizzata al ristorante 28esima Buca presso l'Asolo Golf di Cavaso e la seconda serata da Geri e Monfumo. Sono delle serate particolari perché il ricavato verrà devoluto in beneficenza. Quest'anno alla LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Treviso, e al reparto Liberi di Essere dell'Opera Piedi Pederobba. Per chi non li conoscesse, la LILT è quell'organizzazione che si occupa del trasporto di malati tumorali da domicilio alle terapie al Caponcialo di Treviso. Questo è il cuore della Proloco che pulsa per il territorio e anche per chi sta meno bene di noi. Esatto, come ti dicevo, la Proloco, lo dico da tanti anni, non deve essere solo patatine fritte, marroni e salsicce, ma deve essere qualcosa di più, qualcosa che aiuti a far capire a tutti coloro che vengono qui a far festa con noi che purtroppo c'è molta gente che non viene qui perché non ce la fa, perché sta male. Quanti volontari siete voi? 250 volontari. Vorrei ringraziarli dicendo il loro nome uno per uno, ma ci vorrebbe troppo tempo. Li ringrazio anche adesso perché senza il loro contributo, senza la loro forza d'animo, la loro volontà, l'entusiasmo, questa cosa sarebbe improponibile. Allora Manuel, grazie delle tue parole, delle tue spiegazioni, dei tuoi racconti e del tuo entusiasmo. Certamente, noi ci fermiamo qui, tra poco Gloria Tessarolo ci farà conoscere la nuova enoteca regionale al Cerletti di Conegliano, inaugurata da poco. Ed eccoci rientrati, seconda parte di Cronache Trevigiane, in una perla enologica della provincia di Treviso, ma da questa sera anche dell'intera regione Veneto. Con noi il presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro, che ha assistito e ha partecipato alla cerimonia del taglio del nastro dell'Enoteca Veneta. Che valore ha e che significato ha per tutto il territorio regionale, oltre che chiaramente per la provincia di Treviso? Ma questa è una Enoteca Veneta della provincia di Treviso, che siamo all'interno del Cerletti, tutto proprietà della provincia di Treviso, il centro regionale è il maggiore azionista della provincia di Treviso. Abbiamo voluto questa Enoteca Veneta per rappresentare e promuovere non solo i vini trevisani, ma creare all'interno della scuola enologica il Cerletti, che ha scuola secondaria e percorso universitario, creare un'eccellenza nella regione del Veneto, una scuola che ha maggiore conoscenza e professionalità a livello italiano, a livello europeo, che è il Cerletti. Abbiamo voluto creare una perla, un'Enoteca Veneta che rappresenta tutti i nostri prodotti, dal Prosecco Conegliano Valdobbiadene, ma anche i vini del Piave, ma anche i vini di Verona, di Vicenza e tutto loro che sono i prodotti di qualità della regione del Veneto, abbinati ai nostri formaggi, ai nostri prodotti stagionali, alla nostra cucina, una cucina a chilometro zero dove l'importanza è la qualità, la salubrità e soprattutto la garanzia al consumatore o colui che viene a degustare questi prodotti che mangia sano, mangia trevisano, mangia veneto. Ecco Presidente, si può dire che da oggi tutte le strade portano a Conegliano, perché sono tante le strade dei prodotti tipici che hanno aderito a questo progetto, tanti consorzi di tutela dei vini, ma soprattutto c'è una nota in più, cioè questo diventerà un centro non solo di degustazione, di mostra e di acquisto, ma anche un centro di formazione, non solo per sommelier, non solo per addetti ai lavori, ma anche per guide turistiche, quindi davvero tutti i vari settori si compenetrano in questa struttura. Qui al Cerletti si crea professionalità, essendo una scuola e un percorso universitario. Creare questa Enoteca Veneta al Cerletti rappresenta poi anche un altro indicatore, un'altra strategia: aumentare il turismo nella provincia di Treviso, aumentare il turismo, un turismo veneto che può venire a degustare i prodotti tipici veneti qui a Treviso, nel cuore della formazione dell'Enoteca e della formazione enologica trevisana. Presidente, allora lunga vita a questo tipo di iniziative e buon lavoro a voi. Noi adesso andiamo a vederci il prossimo servizio di Cronache Trevigiane e poi tornate qui all'Enoteca Veneta e andremo a conoscere il presidente, il suo presidente, che ci guiderà un po' alla scoperta di questo nuovo progetto.